6 giocatori, 5 membri dello staff. Sono 11 i casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime ore nella Vicenza Calcio. Tutti e 11 sono in isolamento domiciliare, come previsto dalle normative sanitarie. Tamponi molecolari sono stati disposti in queste ore per il restante gruppo squadra. Il Lanerossi Vicenza nel frattempo ha sospeso gli allenamenti, un caso che conferma la bontà della decisione della Lega di fermare per 2 turni di campionato la Serie B, il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre. Una situazione nell'ambito di un quadro serio per l'intera provincia che registra nelle ultime 24 ore 940 nuovi positivi, seconda in tutta la regione solo a Padova. Nel frattempo l'US8 continua la campagna di vaccinazione. Stop solo il giorno di Natale. Gli hub di Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore saranno aperti anche il 26 dicembre dalle 8 alle 13.